Facciamo una storiellina nel frattempo? Di che cosa vuoi continuare a parlare? Sempre animali? Che rapporto hai con gli animali, Francesco? Ottimo. Buono, sì. Hai animali in casa? No, avevo un gatto ma è scappato. Da quando è nata la Yolanda si è offeso. Ah, è vero. È vero, non si è più visto. Ho capito, quindi Yolanda giustamente ha preso il posto del gattino. Che fortuna, vedi che fortuna che ha per Francesco Renga. Perché ci sono gatti che invece... No, fortuna perché poi se ci scappavo, voglio dire, ti sarà dispiaciuto, immagino, no? Sì, mi è dispiaciuto. Però invece c'era uno, Salvo, proprio nella barzelletta, che invece i Yatta gliel'avevano regalata. Tra l'altro c'è da dire una cosa, Salvo, faccio una precisazione così cominci a trasere nelle tracce delle parentele catanesi. Sì. A Catania il gatto, l'animale, il gatto si dice Ayatta, sia che sia maschio o sia che sia femmina. Ayatta. Perché? Perché? C'è la parola uiatto, quindi mascolo, maschile, ci siamo? Però uiatto, Vedi che lo sanno. uiatto è l'amante. Sì. L'amante, quando uno dice a signora uiatto, vuol dire che la signora c'è do fatto, capisce che fa pure rima, no? Se la signora uiatto vuol dire che c'è do fatto, cioè c'è l'amante. Per cui Ayatta è proprio l'animale in se stesso, che sia maschio o femmina. Ora non so, mi posso alzare, Salvo? Permetti, Francesco, prego, questa cosa un un momento. Scusa le spalle, scusa. No. Faccio scusate la faccia, ma chi stai? Non c'è. Fermi. Dicevo, sta Ayatta, Salvo, gliel'avevano regalata con tanto amore, con tanto piacere, con tanto cuore, credimi che era veramente contento, visto che l'amico ci aveva regalato sta Ayatta, perché lui era uno che viveva da solo, era single. Una volta si chiamava Bezzocco, insomma, no? Signorino. Ora si dice single, lui era single, se non che schietto. Aveva questa gatta che era, insomma, mascolo, femmina, non ha importanza, che ai primi tempi, sai, questa cosa ci faceva compagnia. Certo. Poi sta Ayatta cominciava a crescere. Saro, ma chi era? Savo, chi era stata cosa salvaggio? Perché? Cosa? Scusa, avete visto che mi ha chiamato Saro? Mi chiamai Saro. È talmente... Sogno talmente ormai, perché con due mi ha Saro chiamato basta Saro. Mi hai chiamato Saro. Cioè, vabbè, no, allora, non mi offendo, mi piace, non Saro mi perché, piace. tra Se l'altro, mi avessi chiamato Luigi magari. Allora, Saro non ti puoi offendere perché tu sai che Saro è il mio alter ego. Però Saro mi piace. Peraltro c'è da dire che questo non è grave, perché l'altra sera a casa, alla mia compagna, la chiamai Saro. Mare. Questo è più grave ancora. Se resta in bar, pigliala una birra. A così ti giuro a casa, per cui sto impazzito. Saro far saperlo ormai mi possiede. A livello di esorcismo ci vuole. Va bene. Se non che dicevo, a un certo punto Salvo, caro Salvo, sta Ayatta pareva ansiata a cosa salvaggio, era diventata allucinante, una tigre. Se non che ci aveva pennato tutti i seggi di zammara, signora, ci aveva mangiato tutti i seggi, ci aveva rattato tutti i mobili, tutti i potti, tutte sgaggiate, sai, cudugna, no? Che fa magari sgruscio terribile, no? Carrizzano i cani, ci stanno razzando i cani, magari, che va? E la signora si sta immaginando uno sgruscio. Ora, questo a un certo punto ci chiamava l'amico di Senta, ma stai Ayatta, mi sto consumando una casa, ma che mi regalaste? Quando era mica era tanto buona, tanto tranquilla, mi sto consumando una casa, ma mi ha sgaggiato mobile Luigi XVI. C'è un mobile meraviglioso, si sta nascendo un sangue del mobile, che io lo cattai io col mio sangue. Sai, un mobile Luigi XVI, lo so. uno lo catta con sangue. Certo. E Ayatta c'è ci sgaggiavo, dice, ma come, scusa? Poi dice, guarda, non mi rende, dice che anche la madre era questa maniera. Ma come? Io sto sapendo una cosa di chissà, ma reale, una Ayatta di chissà è mia, che mi metteste in dei vai. Senti, io te la voglio donare, no, che mi torni, che mi sta con te? Picchi aietti, bravo, bello amante degli animali. Ma che c'entra? Che non è che tu la chiettare così, guarda, c'è da regalarlo, non la puoi regalare, perché tanto non sai picchianuto, perché come c'è la ciaro rignonno, te la donano, perché se fa sto danno, ci per cui con me che tu fai una cosa, ci prendi la carta, ci puoi mettere in un sacco, la metti in un sacco un euro, chiudi il sacco, se ci leghi le zampe davanti e pinchine terrene, prima la metti in un sacco, chiudi il sacco, ce la prendi, te la porti in una sciara, ci poi c'è la posata che la finisce, c'è che lei, non la farà morire raccopata dentro il sacco, no, Ayatta, per raccomando. Ci mette la da, ci caita poi, insomma, si trova la sua strada, lei si fa la sua vita. Vabbè, ci immagini, ma perché, scusa, lei mettere in suo sacco, c'è attaccare i pere davanti, no, ci picchi i gatti, ci caro amico mio, ci gatti, e hanno questa cosa che tornano sempre a casa. Ci Ayatta magari che uno si perde, insomma, che dopo tanto tempo torna sempre a casa. Assolutamente. Quindi mi raccomando, ci indoppi l'occhio, fai qualche cosa, ci mettola in un sacco, non ci fare vedere la strada perché non si arroda. Vabbè, insomma, questo perché Ayatta. Sai, per sicurezza ci mise magari una benda negli occhi, ci attaccavi per davanti che terreno come ci aveva detto l'amico, mise magari in suo sacco un euro, quindi benda e sacco un euro.
chiudevo questo sacco, ce l'astavo l'aria perché doveva respirare. Si fece quando, che ne so, 500 metri da passeata, c'era una sciara vicino a casa sua, che a Catania ringraziando il Signore ancora ce n'è, giusto? Se non che piglia sto sacco, mette da c'era un sacco, se ne torna a casa, questo rientra a casa come se sia un signore che rapiva la potta, a trovava la iatta già intra sopra la tavola. Io capisco che insomma torna a casa. Ma ci fanno la prima mia però, scusa, e poi dopo averla conciata in quel modo. Ma come? Ci aveva attaccati i piedi, su tempo che sono libero, tempo che si fa, che tornava a casa. Sì. Allora pigliavo sta iatta, ci attaccavi per davanti e per terreno, ci mise una fascia nera dall'occhio, la mise in un sacco nero attaccavo, non c'avevo un sacco, stavolta pigliava la macchina, lui che ne so, stava al tondicello della playa, un esempio, vicino da Pace Pignataro, no? Dopodiché che salutiamo, buonanima. Ma là resta sempre Pace Pignataro come nome, no? Salutiamo, lui è in paradiso e c'era che tondicello della playa stava io, pigliavo sta macchina, arrivavo, che ne so, verso Pecaretto. Arrivato a Pecaretto ai pressi quasi con la circonvallazione, c'era da uno spiazzo, proprio questo sacco, alla sauna, pigliava la macchina, da questo torna a casa, apre la porta di casa, si chiude, inizia, si sbarrava, inizia, ci mise in calascine, catrazza a saponetto, si gelava con lo scotch, una colonnetta avanti alla porta, non si poteva trasere dentro, come si votava? Niente. Sopra il televisore c'era la iatta. Ma com'è possibile? Ma porca miseria. Perché scusami, la gatta Aiatta di Francesco Renga è scomparsa e non è mai più tornata. Invece questa tornava sempre. Invece questa gatta tornava. Cosa da pazzo? Se non che a un certo punto questo sai spazientito, piglia sta iatta, ci attacca per davanti, che terreno e ci mette la fascia nera nell'occhio, la mette un sacco euro, chiude lo sacco, piglia la macchina, acchiana la macchina, parte, piglia la circonvallazione, trase a San Gregorio, al casello di San Gregorio. Non c'avevo delle passe, si fece un quarto d'ora di fila, porca miseria. Arrivato che era in autostrada, si accattava un telepasse, chiedo che si ricarica subito. Dice picchi, a questo rotondo non perdo tempo a fare la fila, giustamente. Picchino pensava, no? Se non che arriva finalmente a Messina, come arriva a Messina, tu dici la lascia là, no? Io aspettavo un sacchetto da Caronte, si mise da appere con sacco in mano, pareva un terrorista talebano con una bomba, che tutto dalle avevano strazzate, giusto? Se non che si mise da, come la Caronte, salvo, stava isando un pottolone che stava battendo per andare a Villa San Giovanni, chiesto che cosa fece? Ha chiamato di questo andare a nave, si chiudeva dentro a Caiatta, sicuro che l'aveva sempre da. Come arrivano a Villa San Giovanni, aspettavo che la nave fece scaricare tutti i macchine e tutti i camion. Scendevo magari io, aspettavo che i camion rientrassero per il ritorno, come io stavano ripartendo da Villa San Giovanni, pigliavo un sacco, io abbiamo, sai, proprio sulla banchina di Villa San Giovanni, su viste proprio fino a che arrivavo a Messina con sacco, era da non poteva essere altrimenti. A Iatta era a Villa San Giovanni, lui se n'era liberato. Pigliavo sta macchina, tornavo da Messina a Catania, si fermava un nemico, si pigliavo caffè, festeggiano che a Iatta non lo aveva più, tornava a casa. Sopra davanti c'era la iatta. Non è possibile. Non ci posso credere. Fermi. Non ci posso credere. Questo. Ma cos'era? Una gatta bionica. Super cat. Questo per circa 6 mesi non si viste più pere. Sarò fa sapere, io vero. Non si viste più pere per 6 mesi. L'amico non mi rendo, non stavo preoccupato. Dopo 6 mesi, un cunciavo con una vaffa lunga, salvo. Lunga. Pareva Pace Pio, signora, tutta la barba lunga, era un poco patuto, era un poco stanco, distrutto. Oh, Saro, ma tu sì? Io sogno. Ma che fuori? Che hai? Ci avete 6 mesi che non ti viro. Niente, non ti preoccupare, Senti, ma con Daiatta come finivo? Pare. Ma sta parando, Daiatta? Sì, ma Daiatta. Che la camarria là sto tu, non ti rogno una cotellata a capo perché veramente tutto sono amico. Non ti do una coltellata perché non c'è io spicchiaio, ho pensato a c'è la lama, così da bamba. Forse che ti disinfetta, ti sgraziato. Ma perché che fosse? Che fu? Aiatta. Picchiai aiatta. Ci attaccai per davanti e chiedo terreno. Ci mise la fascia negli occhi. Ha messo un sacco di euro, chiudi il sacco, picchiai la macchina. A chiamare la macchina aiatta con me, andava la macchina, in suo sacco. Arriviamo all'aeroporto di Catania. Posteggio la macchina mi costava 800 euro di posteggio. 800. Lascia la macchina da, piglio il primo apparecchio capatte, adesso il primo capatte, salvo. Credimi, Düsseldorf. Germania. Tu immagini, il primo aereo che se mi pigliai quest'era, arrivai in Germania, Düsseldorf, con Daiatta in mano, mi avevano fatto 7000 controlli e ci spiegai il motivo che ci fu un maresciallo, insomma, mi fece passare perché magari avevo avuto problemi con Daiatta e quindi mi capivo. Mi fece chiamare andare all'apparecchio, con l'aereo con Daiatta in mano. Ci come arrivo a Düsseldorf, mi affitto una macchina, Volkswagen. Tedesca sicuro, c'ha così, ci mi infilo nella selva nera, ma accattai un macete, un cotordasso tanto richiedo un po' baccalaro,
sai ho avuto dato un po' baccalà. Sì, lo conosco io, va bene. Ci vado, fermi, vado in questa selva nera, ci posteggia la macchina, la macchina non potevo dare più, Sì. ci di notte stavo cominciando a scurare, c'era la bufera. C'era la tempesta, io caiato in mano, col macete tagliava e mi inficcava. A un certo punto scendecai in un burrone e mi trovai in uno spiazzo dove c'erano 3 cunicoli. Cioè io avevo sempre caiato in mano. Presso quale piglio? Quello del centro. Mi inficcai e feci 500 metri oscuro, c'erano bratte, zazzamite, bratte collare, di tutto, pepestrelli. Ce ne esce in un altro spiazzo e trovo un altro 6 cunicoli. Cioè io sempre caiato in mano, pigliai da destra. Pigliai a destra vicino 300 metri, arrivo in uno spiazzo, c'erano 3 cunicoli, pigliai a sinistra, aiatta sempre con mia. E dopo 500 metri ne esce un altro 3 cunicoli l'amico. Oh, Mari, ho capito? Ma come finivo? Mari, come finivo? Se non era pagatta, con il culo tornava a casa io.